Quale emozione, quale sensazione, quale trepidazione nel darvi il buongiorno, buon pomeriggio, benvenuto. Non so cosa dirvi, semplicemente che sarà anche quest'anno in streaming un carnevale straordinario dedicato a tutte le persone da tutto il mondo che amano questo evento tra i più importanti della storia dell'umanità, il Carnevale di Venezia. Benvenuti a tutti, sono il Principe Maurice e devo dire che non sarò solitaria perché, essendo un po' casanoviano come è nel mio spirito, ho desiderato anche quest'anno avere vicino a me una splendida, deliziosa creatura, l'ultimo angelo caduto dal cielo di Venezia nel 2020, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Linda Pani. Eccola qua. Ma buon pomeriggio. Meraviglioso. Allora, dobbiamo sì mantenere le distanze di sicurezza, siamo ovviamente ligi al dovere, certo. Però mi dispiace perché mi viene voglia di saltarti addosso. Vero, proprio. Lo so, anche Buon per carnevale me. tesoro, Buon benvenuta. Carnevale, sono felicissima, grazie per avermi invitato in questo splendido salotto, Principe, grazie mille. Good afternoon, dobry dien, hello. Bonjour à tout le monde. Buon après-midi. Buon aperitivo? No, après-midi. Aperitivo più tardi. Dopo, solo io e te. Non cominciamo così presto. Anche se nel carnevale, nello spirito del carnevale, quello di brindare, di giocare, di fare festa. E facciamo particolarmente festa perché noi siamo sì qua, in uno studio a fare questo streaming, ma c'è anche il carnevale? Vero e proprio, quello reale, quello concreto, quello tangibile, ovviamente rispettando e osservando tutte le norme sanitarie di questo periodo storico che stiamo vivendo. Però adesso finalmente il Carnevale di Venezia è tornato anche per le piazze, per le strade e in giro per la città e noi siamo lieti semplicemente di raccontarvelo. Questo è straordinario, è un messaggio che Venezia vuole dare attraverso questa meravigliosa manifestazione che nel mio cuore ormai sa da quanti anni? Quanti anni? Meglio non contarli. No, 33. 33? 33. 33 e addirittura 44 se pensiamo che io ho partecipato, ero ragazzino, al primissimo carnevale della rinascita del 79. Però quello che voglio dire è che questo carnevale così particolare, storico, veramente stiamo vivendo un momento molto particolare e in questo momento di grande trepidazione, come dicevo prima, è pieno di eventi sparsi per tutta la città. Ne avremo modo di parlare con i nostri inviati, sì. Ma innanzitutto io devo ringraziare il nostro direttore artistico che è Massimo Checchetto, direttore delle scenografie anche della Fenice, che quest'anno ha avuto un colpo di genio straordinario ispirandosi a Salvador Dalì, che disse una frase che può sembrare strana ma non lo è. Per niente. Più di tutto ricordo il futuro. Difatti il titolo del nostro carnevale è Remember the Future. Più di tutto ricordo il futuro perché una mente così immaginaria e fantasiosa come quella di Dalì, ma è come anche la nostra in questo periodo di pandemia, che eravamo là da soli, rinchiusi, a immaginare qualsiasi cosa, in realtà è che abbiamo immaginato questo carnevale. Quindi questo futuro lo stiamo vivendo, lo abbiamo immaginato, lo ricordiamo, ma soprattutto lo riviviamo attraverso le parole stesse di Massimo Checchetto. Direi di mandare il contributo della sua intervista. Cominciamo. Yeah. Ho pensato, che cosa c'è di più surreale e carnevalesco di Remember the Future, ricorda il futuro, quello che questa città ci dà la possibilità di avere, l'immaginazione e la creatività per affrontare questa città e lo spunto che lei ci regala ogni volta che la viviamo. Questo è il titolo del Carnevale 2022, questo è quello che ho pensato per tutti noi, per stimolare appunto la creatività che alberga dietro di noi, la dobbiamo solo far uscire. Ci saranno molti eventi e spero che questo resti anche nel futuro, nei prossimi carnevali, perché credo sia un modo divertente di vivere la città, vivere Venezia. Dietro ogni angolo c'è una svolta, quindi c'è il futuro. Qualcuno mi ha chiesto, ma tu ti mascheri, ti piace mascherarti? Qualche volta dietro la maschera si nasconde una voglia di diversità, eccetera. Sì, mi piace moltissimo, è la cosa più divertente che c'è ed è anche, come dire, uno stimolo per affrontare delle novità. Grazie, grazie Massimo
di quello che hai inventato per noi e di quello che fai per la città di Venezia in questo momento così bello, così di rinascita, di voglia di ricominciare a divertirsi e a stare bene insieme. Esattamente, guarda, non vedevamo l'ora, aspettavamo da tantissimo tempo questo momento e finalmente si sta realizzando, quindi siamo veramente contenti, lieti e orgogliosi di essere rappresentati e attivi. Sarà una città piena di meraviglie, difatti? Io sono qua. Ah, no, no, scusa. Tu sei meravigliosa. Sto scherzando, principe. È bello perché il titolo degli happening, che effettivamente sono un po' a sorpresa quasi, cioè esiste un programma in realtà sul sito. Il titolo degli happening qual è? Della città. L'arte diffusa del format Venezia Wonder Venezia Time. Wonder, è bellissimo. Wonder Time. Wonder Time. Esatto, e la protagonista vera e propria è proprio la città, ma non solo Venezia, anche la città metropolitana di Venezia, Esatto. quindi da Mestre a Venezia, in giro per le calli, in giro per le strade, in giro per le piazze ci saranno degli spettacoli straordinari, perché gli artisti sono dei visionari e quindi creano qualcosa di veramente unico ed inimitabile e noi abbiamo il piacere di avere degli inviati speciali che saranno proprio lì in loco a raccontarci quello che succederà. È straordinario. Io stamattina ho fatto un giro di curiosità e qualcosa ho già piluccato. Ah sì? Sì, e devo dirvi che veramente non mi aspettavo, perché hanno voluto, per dare il senso della sorpresa, tenere anche me all'oscuro di quello che succedeva, e ci sono veramente degli artisti pazzeschi, stupendi, di una classe, di un'eleganza, ma anche con quel tocco di follia e soprattutto con quel tocco di surreale che è un po' il tema, appunto, È il tema di di quest'anno, esattamente. Va bene, allora Principe, che cosa dici? Lasciamo la parola ai nostri carnival speakers che sono in giro? Il video della mattinata. Il video della mattinata, e allora cominciamo subito con il primo, per il primo servizio. Allora andiamo a mangiare un bel piatto di pasta fumante. Lo teniamo un piatto di pasta fumante? Sì. Oh! Vuoi risposta niente, andiamo a mangiare. A lui! Mamma mia, ma che te la persecuzione? Te la persecuzione? Mamma mia, vuoi assaggiare? Ma che vuoi assaggiare? Io te che fare? Tiro sulla chiavetta, ce l'ho! Francesca, poni le tue braccia e stese verso l'alto con i palmi giunti. Bravo, brava, così. Attenzione. Francesca. Buona lì, bambina. Francesca passerà nella racchetta. Buona. Da testa, ecco perché avevo detto il storia, a piedi. Un applauso a Francesca, la sua disponibilità. Ma sei matto come un cavallo! Figaro! Figaro! Che cosa? Anche io voglio fare il capo, Figaro! Vuoi fare il capo? Sì! Te? Sì!
questa anteprima, bravissima, è stupendo, bravi. è stupendo per noi, è tutto nuovo, è tutta una sorpresa, quindi insomma dobbiamo anche ingranare un po' nel tutto. Certo. Però c'è da dire che veramente siamo nell'antica tradizione veneziana, Esatto. perché un tempo era proprio così, il Doge dava licenza agli artisti che venivano da tutta Europa, i saltimbanchi, di fare i loro spettacoli ovunque. Poi in Piazza San Marco c'erano dei palchetti della Commedia dell'Arte, però era tutto così, più a dimensione umana. Esatto, dove anche il pubblico partecipa attivamente, Sì, no? sì, viene molto coinvolto, ho visto anche molti bambini già in maschera, questo mi piace molto, e devo dire che anche in terraferma fa la sua bella figura. Assolutamente, anche perché proprio per rimanere nel tema, no? Remember the future, per rinnovare il futuro, alla fine si torna sempre al passato, quindi le radici solide dell'arte di strada, quella vera, quella che comunica con la gente e arriva dritta dove deve arrivare. E c'è anche, Linda, un altro dettaglio che è molto importante. Qualche tempo fa ho assistito a un incontro che parlava di turismo, del Grand Tour, eccetera. Abbiamo bisogno di più visitatori, forse di meno turisti, di più persone che vengono non soltanto per dire sono stato lì, ma che vengono per dire sono stato lì e mi è rimasta l'emozione. Quindi gente che si merita dal punto di vista interiore di godere anche di questo evento straordinariamente magico che è il Carnevale di Venezia. Certo. E io immagino che siano emozionatissimi i nostri ragazzi. Penso proprio di sì, anche Ma chi perché sono? per Da loro dove è la vengono? prima volta, loro non sono dei professionisti, non sono degli artisti di strada, non sono dei performer, sono degli studenti che studiano proprio qui a Ca' Foscari. Per loro è la prima volta e saranno i nostri inviati ufficiali. Osservatori. Esattamente. Ma sono molto scaltri, perché li abbiamo incontrati e sono simpaticissimi. svegli. Vediamo un po' di collegarci. Con chi ci colleghiamo? Ci siamo? Saranno sicuramente emozionati, adesso ci sono ovviamente dobbiamo, tutti i collegamenti con la regia, adesso capiamo. La diretta dai luoghi degli spettacoli. Chissà se riusciranno magari anche a fare qualche domanda agli artisti oppure no, Ma non so come hanno bello. impostato la cosa. Ah, ok, ci dicono dalla regia, questa è la vita in diretta, il bello della diretta è che succedono queste cose, abbiamo il tempo anche per fare dei ringraziamenti a Way Events, perché prima di ripassare la linea ai nostri inviati è giusto fare magari anche un piccolo salto nel passato e quindi rivivere certe dinamiche che sono raccontate benissimo, come dalla prima citazione del Doge Vitale Falier del 1094, perché ogni tanto ci metto il 900 anche quando non serve, del 1094, perché il Carnevale ha una lunghissima tradizione e questo contributo video lo racconta in maniera speciale. Prego. Venezia e il suo carnevale. Una storia antica e millenaria che affonda le proprie radici nel lontanissimo 1094. Quando in un documento del Doge Vitale Falier ne ritroviamo per la prima volta menzione. Pochi secoli più tardi, nel 1296, il Senato della Repubblica, con un editto, dichiara festivo il giorno precedente la Quaresima, avviando così una tradizione destinata ad arrivare sino ai giorni nostri. Anticamente, il carnevale durava 6 settimane, protraendosi dal giorno di Santo Stefano al mercoledì delle Ceneri. Ma non di rado i festeggiamenti cominciavano già dai primi giorni di ottobre, regalando alla città oltre 5 mesi di divertimenti ed eccessi. Campi e campielli della città durante il carnevale si animavano con musica, giullari, teatranti, ma era in piazza San Marco che la festa aveva il suo culmine. A partire dalla metà del Cinquecento la piazza divenne il teatro di uno spettacolo mai visto prima e destinato a lasciare a bocca aperta la città. Un giovane acrobata turco che, camminando in equilibrio su una corda, passo dopo passo, saliva dalla piazza alla sommità del campanile di San Marco. Un'impresa sbalorditiva, subito denominata Svolo del Turco, è destinata ad essere l'appuntamento più atteso del carnevale per molti anni e con sempre nuove varianti, sino ad arrivare ad un uomo dotato di ali e fatto scendere lungo la fune che collegava il campanile a Palazzo Ducale. Nasceva così il volo dell'angelo. Una storia secolare di stupore e meraviglia che ancora oggi viene perpetrata
e che ha reso nei secoli Venezia la città del carnevale più antico e celebre del mondo. Ti abbiamo vista! Nonna, mamma, guardate, sono in TV! Allora, ci siamo seduti proprio per goderci lo spettacolo, perché è veramente uno spettacolo ricordare quanto era atteso e quanto era prestigioso in tutto il mondo, in tutto il mondo conosciuto il Carnevale di Venezia. Venivano teste coronate in incognito. La cosa bella del Carnevale era appunto che dietro la maschera poteva esserci chiunque, dal delinquente più efferato al monarca più assoluto. Sai cosa dico spesso, Principe? È una cosa che io dico sempre, che alla fine è la bellezza vera e propria del Carnevale, che durante il Carnevale non ci si mette una maschera, ma la si toglie la maschera, quindi ognuno è libero di esprimere se stesso e può veramente essere chiunque. Questa è la cosa bella e magica del Carnevale. Io ho risolto la cosa, vi farò vedere nei prossimi giorni, perché ho fatto fare una maschera col calco del mio volto, quindi... Perché è egocentrico, è egocentrico. No, perché sono pirandelliano. Allora, adesso possiamo cominciare a introdurre i ragazzi, le coppie che sono sparse per la città come inviati speciali. Comincio io, ce li ho scritti là perché ovviamente non ci conosciamo ancora, spero. Sì, anche perché saranno emozionati, quindi aspettiamo finché si collegano. Intanto si chiamano Diego e Alice da Campo San Giacomo all'Orio. Poi abbiamo Domenico e Giorgia da Campo Santa Margherita. Sofia e Milena da Piazza Mercato a Marghera. Anna Laura ed Elena da Largo Divisione Giulia a Mestre. Elisa ed Alexandra da Piazza Ferretto. E infine Ottavia e Alberto da Via Palazzo a Mestre. Ecco, questi ragazzi, dicevamo, sono stati scelti o si sono offerti. Cos'è successo? Li hanno costretti, o lo fai oppure non passi gli esami. No, assolutamente, sono probabilmente dei ragazzi molto volenterosi che hanno voglia di mettersi in gioco. Tra l'altro sono giovanissimi perché sono per l'appunto studenti, che quindi si stanno cimentando in questa avventura nuova, in questa esperienza. E quindi noi cercheremo di non metterli in difficoltà, anzi, perché per loro è veramente la prima volta, quindi immagino la loro emozione. E tra l'altro sono giovanissimi, cioè... Però sono anche molto svegli e simpatici. Certo. Ieri abbiamo ovviamente fatto un po' delle prove di trasmissione e hanno funzionato benissimo, sono simpaticissimi. E penso che essere osservatori così dal vivo di situazioni che prima magari avevano visto, magari anche l'anno scorso, chi lo sa, in queste dirette streaming che facevamo, sia effettivamente un ritorno alla normalità, perché questo fatto dell'essere così costretti a vedere tutto a distanza un pochino ci aveva spersonalizzati, ma l'esperimento era andato così bene che abbiamo voluto ripeterlo, anche perché non tutti possono avere la fortuna dei nostri ragazzi di essere lì in loco e vivere gli spettacoli proprio di pancia, quindi dal vivo. E noi quello che dobbiamo fare è praticamente mettere in collegamento l'all over the world che ci sta seguendo proprio con questi ragazzi. That's why I want to really welcome everybody, because we had so many people from United States of America, from England and Canada, and was very, very successful in that sense, and from Australia as well. From Australia, so we say hello to everybody. Everybody is connected with us. I hope more and more during this period we will enjoy this time together. Et je veux aussi remercier les amis français aux francophones qui sont connectés avec le Facebook et le YouTube. Et le programme détaillé du Carnaval de Venise, c'est dans le site web www.carnevale.venezia.it. Dove? Sito dove potete anche tranquillamente scrollare i vari eventi di Venezia Wonder Time, che saranno ovviamente vivi e attivi sia dalla mattina che nel pomeriggio, quindi lì potete trovare veramente tutto l'elenco e trovare anche quello che più fa il caso vostro, se vi trovate qui. Altrimenti, se siete sparsi per il mondo, probabilmente America Latina, como España, ¿por qué no? Porque no hemos saludado a nosotros amigos de la sangre caliente. España. Los amigos, porque yo sé que son conectados de las Islas Baleares, de Palma de Mallorca, donde yo tengo... Dove vai in vacanza? Sí, donde tengo un piso, ya.
Ok. Mi gusta moltissimo. E quindi siamo collegati veramente con tutti e questo è il nostro mestiere, questo è il nostro compito durante il Carnevale, mettere in connessione chi non può essere fisicamente qui per renderlo partecipe, insomma, di quello che sta succedendo. Quindi io adesso chiederei alla regia se abbiamo Diego e Alice pronti, perché così capiamo se sono ancora emozionati, si stanno ancora organizzando, oppure se sono già pronti sul pezzo per raccontarci quello che sta succedendo a San Giacomo dell'Orio. Quindi aspettiamo un segnale, se no noi continuiamo a parlare, a chiacchierare. Nei prossimi giorni chiederemo anche della musica, perché mi piacerebbe dare anche delle lezioni di attitude. Ah, sì. Perché poi la gente, i visitatori, i turisti o anche i veneziani si mettono in maschera, ma non basta indossare un costume, certo. Bisogna saperlo portare. Perché c'era un modo diverso di portare gli abiti a seconda delle epoche, a seconda anche dell'ingombro che avevano. Quindi sempre, diciamo, le spalle alte, perché a Venezia sono tutti aristocratici a Carnevale, non ce n'è uno che si vesta da pescivendolo, però va benissimo, per cui spalle alte, attitudine e una certa prosopopea. E soprattutto, anche per ragioni sanitarie, manteniamo le distanze. Manteniamo le distanze, perché poi io ti influenzo negativamente. Esatto. Quindi è meglio, che poi negativo non è una parola così negativa di questo è diventato periodo, tutto, guarda, anche questo sembra uno scherzo di Carnevale. È assurdo, vero? Chi era positivo adesso è negativo, negativo. Chi era negativo è diventato positivo. C'è una grande confusione, paradosso. La situazione è veramente surreale. Io penso che Salvador sarebbe stato felicissimo di vivere in questo momento, al di là dei problemi, però diciamo certo. dal punto di vista così emotivo, così confuso. Esatto, e tutto come piace a sommato, lui. Adesso che si ricomincia un pochino a stare meglio e ad aprirsi al mondo, anche molto divertente, quasi tutto nuovo. Nuovo di nuovo. Quindi Mi è piace, molto intrigante, sì, è molto intrigante questa cosa. Io stamattina, quando sono andato, ho visto intanto molta gente in giro, sempre comunque con gli atteggiamenti corretti, ho visto molti bambini in maschera, le madri che li hanno mascherati. C'era una bimba, chissà se ci sta guardando, ho detto alla madre di collegarsi, si chiama Stella, che era vestita da fatina, ma veramente bene, era graziosissima. Stellina, che sì, bella. Io sono andato in campo Santa Margherita a curiosare, mi sono messo in maschera anch'io, non così, questo è di gala per queste dirette, però insomma ero un po' più in déshabillé, ma comunque sempre molto inciucciato come necessario a Carnevale. Okay. Aspetta, la regia è arrivata? C'è? È pronta. Allora ecco, adesso finiamo di cinciscare. Alle bande, esatto, concludiamo questa piccola riflessione che abbiamo fatto. Però perché aspetta, li abbiamo pronti. Però continua il tuo discorso, io ero incantata. Intanto che c'era, perché devo chiudere questa cosa con la lezione di riverenza. Bisogna prendere le stelle, l'universo, la luna, metterle nel cuore e offrirle alla dama. Ma che meraviglia. Aspetta che provo, dimmi come vado. Perché tu non devi, sono io che devo farlo a te. E io no? No, tu devi fare semplicemente... Ma possiamo sdoganare questa cosa? Io posso prendere l'universo, metterlo nel cuore e donarlo a te? No, tu devi tenere le gambe strette intanto. Principe. No, perché è proprio il modo di... Vabbè, tanto non si vede. Perché hai avuto delle malizie? Quindi ti offro il cielo, la luna, le stelle col cuore a te e io e mi tu... inchino. Così, dolcemente. E dici dentro la tua testa, meglio un diamante che per sempre. Va bene, che giustamente non guasta mai, Colleghiamoci, dai, allora abbiamo Giorgia e Domenico da Campo Santa Margherita. Ragazzi, ci sentite? Sento un po' di musica, quindi dov'ero anch'io oggi, quindi so già chi ci sarà, ma lo lascio dire a loro. Sì. Straordinario. Sento la musichetta. La sento. Ed ora vediamo il collegamento. Guarda che spettacolo, tu lo sai fare, principe? Certo. Lo sai fare? Io sono nella parte del monociclo, però. Ok, mi sembrava. Giorgia, ciao Giorgia. Sentite? Intanto guardiamo. Intanto ci godiamo lo spettacolo. Ma questa è una signora del pubblico che è stata messa su? No, non penso. Giorgia? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. È una signora del pubblico quella che è stata messa sul monociclo? Ma no! Buonasera. No? No, è l'artista, questa qua, loro sono il teatro viaggiante che stanno presentando La famiglia Mirabella 2. Belli! Che fascino, indipendentemente dall'età, quando si guardano questi
spettacoli ci si innamora. Quindi la sfida, Giorgia, la sfida è che saliranno sempre più in alto? Adesso vedremo perché ci stupiranno in realtà. Ah no, sempre più in basso, non ecco, so. Quando pare no. Com'è l'atmosfera lì, Giorgia? C'è gente, si sta divertendo, vedo che la gente batte le mani. Gente, sì. Tanti bambini, C'è un wow! sacco di gente, si stanno divertendo tutti. Bello, e tu? Tu ti stai divertendo o sei un po' tesa? Giorgia? No, mi sto divertendo molto. Brava, oh! Mi sto vedendo molto bene. Bene. E hanno già fatto altri numeri oltre a questo prima, oppure hanno aperto lo spettacolo con questo numero, se sai? Sì, hanno lanciato un maiale. Hanno lanciato un lanciato un maiale. Lanciato un maiale, ho Ma era sentito vivo? bene. Era vero? No, era un peluscetto. Era un pupazzo. Era un pupazzo, ma l'hanno lanciato, l'hanno fatto da braccio. Sì, un pupazzetto, un pupazzo, sì. Sentite che c'è la gente Si che gioca canta. quindi sui fili dell'equilibrismo, diciamo un po' circense, ma anche ci sono delle note surreali, grottesche, simpatiche. Eh beh, certo, come sono gli spettacoli anche di strada, Certo. no? Ma guarda che bravo! Sono bravi a far finta di avere delle difficoltà, perché questo fa ridere le persone, quindi è certo. veramente scaltri anche loro. Bello! Cos'era successo invece prima? A parte il maiale volante. A parte il maiale? Prima anche il bambino hanno fatto delle acrobazie. Hanno fatto delle acrobazie con il bambino. Hanno lanciato un bambino, no, non ho capito. Hanno lanciato anche un bambino, non ho capito. No, con un bambino. Ah, con un bambino, hanno lanciato un bambino. Mi sono preoccupata all'improvviso, mi sono preoccupata. No. Guarda che bravi! Sono tutti. Sì, perché sono una famiglia, Ah, sono una famiglia! Vedi che belle. Principe, anche io e te dobbiamo metterci in società insieme a Giorgio e facciamo Ah, uno pensavo che spettacolo. volessi mettere su famiglia. No, in società di famiglia, facciamo finta di essere una famiglia. Facciamo finta Facciamo del carnevale. Una finzione. Bellissimo! Grazie Giorgia. Vuoi, non so, cosa possiamo chiederle di fare? Quanto durano i collegamenti normalmente? Vuoi sentire un po' gli umori della gente? Sì, sarebbe bello chiedere alla gente che cosa sta pensando se in a loro questo piace. momento, se piace. Pensi di riuscire a fare questa cosa? Sarebbe bello entrare proprio nella mente, nel cuore delle persone che stanno... Guarda che bravi, belli. Ecco, vedendo adesso spettacolo. stanno litigando marito e moglie. E chi ci va di mezzo è sempre piccolo. Ecco, bravi! Bravi! Tra moglie e marito non mettere il birillo. Non mettere il birillo. perché... vedi, i mariti sono tutti uguali, per questo non possiamo fare società di famiglia, io e te, principe. Perché voi mariti siete tutti uguali. Rompete le scatole. Subisco passivamente, non dico altro. Con tutto rispetto per tutti i mariti, si scherza. Bravi! Bravissimi! E un applauso anche al marito! Bravi! Bravissimi! Grazie mille Giorgia! Grazie Giorgia, grazie Domenico! Ci ricordiamo anche noi. Grazie a voi. Ci sentiamo Grazie dopo a voi. ragazzi! Godetevi lo spettacolo, grazie! Ciao Giorgia! Va bene, grazie. E io sto salutando con la mano ma non penso Ciao che mi cara. vedano. Allora, Venezia Wonder Time, strabilieria e arte diffusa per la città, Extraordinariness and Street Art Through the City, da sabato 12 febbraio oggi a martedì 1 marzo, sia al mattino che al pomeriggio, e il programma lo trovate in dettaglio sul sito www.carnevale.venezia.it, dove potete andare a curiosare anche per ciò che riguarda altro, non solo diciamo la street art, ma anche ad esempio i gala. Certo, perché ci Gala, sono tanti party, tante sì, feste. il gala ufficiale del Carnevale di Venezia verrà svolto
al Casino Cave Darwin-Calergi, che è uno dei più bei palazzi sul Canal Grande, curato da Antonia Sauter e condotto da un personaggio che non mi sembra di conoscere. No, non lo conosci? No, ne sei sicuro? È una novità, sì, è una persona... Che non è per niente in mezzo No, al no, carnevale. è una persona... Mi hanno detto che è anche abbastanza antipatico, odioso. Ah, ma guarda che stai parlando di te stesso. Ah, oddio, sono io! Ricordiamo ovviamente, chiaramente mettendoci cene, feste e anche tante situazioni di divertimento che ovviamente verranno osservate e rispettate tutte le normative del momento, quindi state tranquilli su questo. Ogni tanto puntualizziamolo. Non solo, ma c'è anche il Carnevale della Cultura, che dà modo al Polo Museale di aprire in maniera straordinaria anche la notte, la sera, fino a tardi, che è una cosa molto bella. Come piace a te? Come piace a me, sono notturno, sono un vampiro e questo si sa. E in più ci sono mostre diffuse, alla vernissage di una di queste, sono stato ieri sera, molto bella, che riguarda una donna meravigliosa che è stata assoluta protagonista dei carnevali per 30 anni, anche lei, un'artista, pittrice, Rossana Molinatti. Un applauso a Rossana veramente dal profondo del cuore, i cui costumi, da collezione straordinaria, sono stati esposti all'M9 ed erano costumi che interpretavano in maniera tridimensionale quadri celeberrimi di ogni epoca, anche astratti, anche, ad esempio c'è Guernica di Picasso per dire, oppure Klimt, insomma tantissimi. L'ultimo era stato invece un omaggio proprio a Venezia, perché lei ha sostenuto di aver fatto per Venezia tutto questo e perché la gente si avvicinasse all'arte, che è la cura migliore per qualsiasi male. Fisico e mentale veramente, e spirituale. Ed erano i Pulcinella di Tiepolo. Ecco. E lì c'è l'ultima intervista, io mi sono molto commosso quando sono andato perché non me l'aspettavo, c'era questo video in cui io le faccio l'ultima intervista, lei era piccolina così, quindi si metteva con questi enormi catafalchi, chiamiamoli in maniera simpatica così, in realtà erano queste strutture grandi, belle grandi, arrivavano anche 2 metri e mezzo, lei piccolina dentro con dei supporti per poter portare, e poi da una finestrella piccolissima, quindi quando dovevo intervistarla era lì, e negli ultimi periodi era insomma invecchiata in maniera mentalmente lucidissima, però in maniera fisica abbastanza poverina, insomma, si avviava verso, no? E quindi vedevi questa specie di gnometta deliziosa. Una fatina. Ma al di là di questa diciamo fisicità, c'era un'enormità del suo spirito e della sua cultura che amava condividere. Quindi tra gli eventi culturali c'è anche questa testimonianza proprio peculiare del Carnevale, questo omaggio a questa donna meravigliosa. Ricordiamolo all'M9 che potete trovare a Mestre, quindi ancora una volta la città metropolitana è anche un museo da visitare. Esatto, molto interattivo, molto bello, nuovo, quindi città metropolitana di Venezia ancora una volta protagonista non solo del Carnevale, ma anche di molti eventi culturali che sono veramente interessanti, anche perché è incantevole sentirti raccontare queste cose, Principe. Quindi grazie per aver condiviso insomma queste esperienze, questo feedback di una cosa che hai provato veramente sulla tua pelle. Siamo pronti per collegarci? Siamo pronti per collegarci con Diego e Alice da Campo San Giacomo dell'Orio, quindi apriamo il collegamento e vediamo se riusciamo a sentirli e a trovarli e vediamo cosa stanno combinando. Sentiamo. Li sentiamo. Grazie Principe Maurizio e Linda per la linea. Ciao cari, come va? Buonasera Ciao, a tutti e a Diego. tutte. Io e Alice, ciao. Come Bene, sei, bene, Diego? siamo How are qui you? in Campo San Giacomo dell'Orio. Che bene, grazie, voi anche. Sì, we are very well, darling. Cosa sta succedendo a San Giacomo? Sì, c'è l'Omago Abacuc direttamente dal Medioevo, un giullare che è arrivato qui, che si sta preparando per il suo spettacolo e sta richiamando i bambini a sé e li coinvolgerà nei suoi giochi di magia. Senti Diego, tu hai un grandissimo potere, in questo momento tu hai questo potere di poterti avvicinare, anche se magari qualcuno ti dirà di non avvicinarti troppo, tu sappi che lo puoi fare, perché dalla regia ci dicono che sarebbe veramente bello vedere lo spettacolo, comunque i preparativi più da vicino, quindi se riesci ad avvicinarti un pochino, così da mostrarci anche bene che cosa sta succedendo da varie inquadrature, sarebbe veramente molto carino, così entriamo nel vivo, ecco, grande! L'Omago Abacuc. L'Omago Abacuc è qui che si sta preparando. Ok, quindi farà qualche trucco.
facciamo? Per mangiare qualcosa? Farà qualche trucco di magia, sicuramente farà anche il gioco delle 3 tazze. Tu Linda lo conosci? No, cioè sì, forse sì, ma spiegamelo che magari io conosco la versione 2022, Io ma sono magari stato lui... vittima di questo gioco più volte a Napoli, mi hanno spennato vivo. Ma non importa, Napoli mi è sempre comunque molto simpatica. Magari spiegacelo tu, magari Raccontacelo, prima di vederlo. principe. No, ma allora il gioco delle 3 carte non è una magia, è sostanzialmente una simpaticissima truffa. Una truffa! Però magari ha delle radici che non nascono come truffa, ma veramente come trucchetto. Questa gente si doveva guadagnare da vivere all'epoca, quindi lo faceva proprio per sopravvivenza, quindi è giustificata all'epoca. All'epoca, adesso no. Però c'è da dire che sostanzialmente lui si chiama Abacuc, però le vittime erano un po' degli allok, nel senso che... Mi è piaciuta. Che a causa del suo mal pianga se stesso. Se tu puoi credere di riuscire a capire con dei maestri del movimento e della manipolazione dov'è la cosa sotto la scatoletta piuttosto che quale carta è quella giusta. Ma secondo me basta tenere solo l'occhio concentrato con Tu attenzione l'hai mai sulla fatto tazzina questo giusta. gioco? No, cioè l'ho visto fare, non ho Voglio mai vedertelo fare. partecipato Andremo di attivamente. persona da Abacuc e voglio vedere. Va bene, allora dopo quanto quando riesci a finiamo spennarti. qua, ok, dopo quando finiamo qua facciamo un salto a San Giacomo dell'Orio, sì è giusto, Sì, ho detto sì. giusto, così voglio vedere se io ce la faccio, perché secondo me sono più sveglia di te, io non mi faccio Diego, fregare, principe. Io ti direi proprio di fare un'incursione dietro le tende, non so perché mi No, viene così si svelano tutti si i può, trucchi. Perché Forse. c'è questa suspense che mi sta consumando. Proprio mi sta Faccio venendo la un'incursione dietro le tachicardia. quinte. Potrebbe essere la tua rivincita, principe, magari se partecipi, magari questa volta vinci. Vai, prova a sbirciare, Diego. Eccolo! Oh, Prova a ciao, fare qualche domanda. eccolo. Ciao Abacuc! Ciao mago! Siamo qui con lo mago Abacuc. Backstage e non solo con lo mago Abacuc. Ah, devo parlare? Ah. Sì, vai. Si sente? Salve Sì, si mago, sente. buon Sono mago, pomeriggio. Parli. Parlo. Ciao Mago Abacuc, qui siamo dallo Benvegnato. studio della Vi diretta. presento? Certo, Tra ti sentiamo, poco, tu non ci tra senti, ma 5 noi ti minuti sentiamo. proprio qua, ci faremo uno spettacolo di magia. Ci faccia vedere qualcosa, mago. Un'anteprima per noi, guarda che bello. È nell'altra Ecco. mano, è nell'altra mano. Ah. Questa ve la regalo. Regali. No, c'è Ma niente, Cinque bravo! minuti, Lo mago Che vi bello. attende, Non me 5 l'aspettavo. minuti. Perfetto, a fra poco. A fra Grazie, poco. grazie, Lasciamolo Abacuc. concentrare. Bravo Diego, ci piacciono i nostri Siamo inviati. entrati nel vivo, ci piacciono questi Siamo inviati entrati così. nell'antro del Mago Abacuc. Sì, perché loro entrano, si infiltrano, si infilano e magari scopriamo anche qualche segreto. Io ho visto che ce l'aveva nell'altra mano, però non mi aspettavo il secondo, capito? E te comunque rimani basito, quindi... Magari era una persona che doveva comparire e non doveva essere... Vabbè, fa niente. Ma no, era il noi mago. lo sappiamo. Sì, ma l'altro chi era? Ah, magari è tipo doppio. L'alter ego. È tipo doppio e quindi tu pensi che sia Comunque, una persona e in realtà ce ne sono due. Veramente, veramente straordinario. Allora, il Mago Abacuc è stato rievocato dal Mago Crispino. Ah, ecco, forse era Crispino quell'altro. No, secondo me era il manager, però non si sa mai. Aveva l'aria, aveva l'aspetto da manager. Può essere. Adesso dove andiamo? Siamo pronti con un altro collegamento. Allora, da Scaletta dovremmo avere Sofia e Milena da Piazza Mercato a Marghera. Però La regia ci dice che sono Ce pronti. l'abbiamo, ce No, l'abbiamo. dobbiamo tergiversare. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Io voglio salutare la regia, non la vedete, ma è molto importante Stanno il lavoro facendo anche un gli lavoro. operatori straordinari. Bravi, ci piacete molto. Eccoli qua. Siamo arrivati al momento giusto. Bello! Ciao Sofia! Ciao Linda, ciao principe. Ma- Siamo a Marghera e stiamo Bello. assistendo ad uno spettacolo bellissimo di Laura e Davide, due acrobati del circo volante. Il circo volante. Che Sì, bravi. e lo spettacolo si chiama Cabaret Volante e stanno facendo un sacco di evoluzioni bellissime, dove vediamo la tecnica circense e anche un po' di poesia. Sì, a me piace molto questo modo di fare arte circense con l'intento anche un po' del cabaret. Sì. La bambina Sì. sa che ha Piace ha molto rischiato, anche ha al butta- pubblico qui intorno. La bambina ha buttato i coriandoli Ma in loro un si momento distraggono. delicato. È pericolosissimo.
Però va bene, adesso cosa succede? Chi c'è nella scatola? Raccontaci un po'. Nella scatola adesso guardiamo. Sì, stanno facendo questo. Sì, siamo qui live, lo guardiamo con voi e adesso anche loro non lo sanno, si stanno neanche cambiando, Sofia lo sta sa. succedendo qualcosa dietro. Ah, ma lì. vedo anche Però- una struttura autoportante per numeri veramente aerei. Dai, guardiamocelo un po' tutti insieme. Riesci ad avvicinarti all'impianto audio così ci godiamo Ci anche la colonna avviciniamo un po', sonora, perché sì. tutto è estremamente curato. Adesso sta facendo un numero di giocoleria Davide ed è qui davanti a noi e sta Ah, è bello, coinvolge il pubblico coinvolgendo e si anche fa tirare i del birilli pubblico. addosso. Sì, esatto. Ecco, io una volta sono stato invitato in un Luna Park a farmi tirare delle torte in faccia per beneficenza. Perché non ero lì presente, Principe? L'ho fatto e devo dire che erano molto buone. Possiamo rifarlo anche quest'anno, ti prego. Così risparmio sulla pasticceria invece di prendere il brioche nel senso vuoi essere direttamente. tu, Sì, t'arriva voglio le direttamente torte in in bocca. faccia, esatto. Però guarda che belli e che bravi Ma che poi sono. vedi come si muovono, c'è un significato dietro ad ogni movimento, cioè tutto curato nei minimi dettagli. Sentiamo cosa ne pensa Sofia. Sofia, tu hai già Sì, è assistito uno spettacolo molto bello. Da quanto hanno iniziato? Prima di Sofia? loro ci sono. Hanno iniziato da circa 10 minuti, hanno iniziato con un po' di giochi un po' di giocoleria e poi ha iniziato Davide, poi è arrivata anche Laura, che adesso è andata dietro le quinte e arriverà tra poco. E intanto Davide sta facendo un po' di... Quindi ti sembra che sia in di crescendo acrobazie. questo numero? Cioè che Sì, stanno andando sì, sempre più sul assolutamente. complicato? Allora possiamo restare Sì. collegati un po' che mi Sì, incuriosisce siamo molto. curiosi. Perché se c'è del crescendo c'è anche la suspense, noi siamo nel momento di sì, suspense. Perché vedi adesso lui Sentite che sta- anche la musica è cambiata un po', adesso secondo me succederà qualcosa. sì. Oh, che ansia. Diciamo come nella canzone di Sanremo, lui sta facendo ciao ciao un po' con tutte le parti del corpo. Esattamente. Comunque ha più equilibrio di me che cammino, cioè io che cammino rischio di fare più malanni di lui in bilico e in equilibrio per così poco. È bello perché in questi artisti trovi tante arti nel senso. Sì. Quindi l'abilità diciamo tecnica, però anche la pantomima. Certo, l'interpretazione. Devo dire davvero che sono proprio soddisfatto della qualità. Del resto ragazzi sono al Carnevale di Venezia. Stiamo parlando di uno dei carnevali più importanti al mondo, attesi tutto l'anno da all over the world. Ma io ho l'ansia per lui, guarda che bravo, bravissimo. Anche tu la mattina, vero, Principe Maurice, quando scendi dal letto fai queste cose? Sempre, soprattutto quando sono a Milano che ci sono i gatti che lasciano cose in giro, quindi mi trovo anch'io a... Per forza, a stare in a equilibrio dover del fare tutto. l'equilibrio. Ok. Ah, che bello. Allora, aspettando, per dopo possiamo anche ricollegarci con loro per vedere cosa succede. Anzi, penso che voi dalla regia possiate dire se c'è qualcosa di particolare, chiamateci che... Subito. Fantastico, vai allora. Sempre da Mestre, Largo Divisione Giulia, ci sono Elena e Anna Laura con la compagnia Pue, ma lo lascio dire a loro, quindi adesso aspettiamo di collegarci con Elena e Anna Laura, che siamo abbastanza curiosi perché se c'è tutta questa urgenza di collegarci vuol dire che sta succedendo qualcosa di piccante. Ah, caspita. Vediamo un po'. Eccoci! Non è un bagno chimico, vero? No, non è un bagno chimico, Principe. Buon pomeriggio Linda, mi sentite? Buon pomeriggio. Ciao! Ciao Elena, ciao Anna Laura, ciao ragazze. Buon pomeriggio a chi è a casa a seguire dai social. Siamo qui con la compagnia Pouet e stiamo ammirando questo bellissimo spettacolo di marionette. Allora, le marionette, ti ricordi che ieri ne parlavamo? Che belle! Ieri
Guarda come sono Sono innocenti. tantissimi bambini. Il primato della parola marionetta, cioè la parola marionetta, arriva da qualcosa. Sentiamo dopo ve lo spiego. Prove di forza. Che fascia. E da davanti com'è l'effetto? Questo è il dietro le quinte, quindi vediamo che cosa succede praticamente. Il dietro le quinte è molto strano. Sì. E invece da davanti come risulta? Molto Cioè se io particolare. faccio parte del pubblico e sto guardando da spettatore, come vedo il risultato? Andiamo a vedere. Ah! Guarda! Bellissimo. Questa è la cosa dei Fantastici 4. Chi è? No. Ci somiglia. Con una bella tutina. Sembra un po' un omino Michelin. Un omino Michelin. 10.000 kg. Anche questo lo sai fare, vero principe? Lo faccio per mantenere i lardominali. I lardominali, dimensione panza. Vediamo un po' dietro le quinte. Avete visto? Avete visto? Abbiamo i burattini ora. Ah, adesso ci sono i burattini. Ma sono in alto, non sono più sul palco, diciamo. Perché sta cambiando la scenografia. Esatto. Peccato che qui, quando è ora di lavorare, tocca sempre a me. Apri il sipario, No, sono anche qua. chiudi il sipario, e mentre io apro, chiudo, corro di qua, corro di là, spazzo e ramazzo, lui, quel pagliaccio del mio collega, che cosa fa? Quello legge il giornale, e io al lavoro e quello legge il giornale. Ah, Michele, guarda, nei giornali hanno avvistato una tigre, una tigre per strada a Mestre. Aspetta, fa 6 metri di lungo, si fa chiamare Pippo. Sembrano proprio gli spettacoli che si vedevano quando eravamo piccoli al teatro di paese, insieme alle nostre È famiglie. proprio questo il concept. Anche perché si torna sempre un po' bambini quando Si può permettere una cosa. Esatto. Accidenti, niente, io scappo. Arrivederci, è stato un piacere, ciao, bravi, grazie. Esatto, proprio perché è carnevale poi. Anche perché vedo che ci sono anche tanti adulti, quindi in realtà è sempre un'attrazione che magnetizza e attira anche gli adulti, quindi per tutto il pubblico. Certo, io ti rammento che lo spettacolo di marionette, ad esempio ci sono delle opere goldoniane, a casa Goldoni, a Venezia, ci sono delle marionette autentiche del Settecento perché era un modo di interpretare il teatro in piccolo, ma anche a volte con testi pregni, con testi importanti. Suppongo che loro siano anche... Aiuto che spavento. Ho preso paura. Ho avuto un attimo tipo sudori freddi. È scappata Pippa, la nostra Anche qua tigre, ci vuole pericolosissima. una maestria. Il capo Perché una persona o due fanno È peggio della Esatto. cambiando voce, scrivendo magari anche i testi e sicuramente realizzando, perché si vede che è una produzione artistica e artigianale, anche tutto quello che è Quello che vediamo della struttura, scenografia. certo. Sì. Questi sono burattini a guanto che sono diversi dalle marionette. Le marionette sono appese ai fili, vengono manipolate da sopra, invece i burattini di solito sono a mezzo busto e ad esempio adesso questi sono quelli a guanto, quindi vengono manipolati come se fossero un guanto. Quindi Con un guanto, sì. questi spettacoli uniscono più forme d'arte perché certo. alla fin fine ognuna ha il proprio studio e il proprio sviluppo, no? Quindi anche con il tempo, la maestria, eccetera, eccetera, Si la apre il evolvi. sipario, guarda che bello, mi diverte troppo vedere anche questo. È come un mini circo. Signore e signori, tigre! Oh! Cosa sarà questo male? Bussa via, brutta bestia blu! Ho detto tigre! È una tigre un po' particolare. Signore e signori, Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. tigre! Tigre!
adesso arriva un gatto. No, arriva sempre lui. Ah, no, sempre Pippo? Sembra Pippo sei tu? Sì. Pippo sei tu? Pippo? 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 Batman che ha limonato con un puffo, che è diventato un puffo. Attenzione Pippo. Pippo. Concentrazione Pippo. Attenzione Pippo. Piroetta. Pippo. Piru. Ci segnalano che mi fa venire in mente un po' il tantissimi bambini. di questa dimensione un po' surreale certo. delle marionette e dei burattini. Mi piace molto. Però è bello, cioè, se tu ti soffermi a pensare, no? Siamo nel 2022, queste arti esistono ancora. Cioè, a me affascina tantissimo pensare a questa cosa qui. E per fortuna che Certo. non è stato tutto soppiantato dalle cose virtuali, che spesso non sono così virtuose quanto lo sono queste fatte lì, de visu. Esatto, Adesso poi quando il virtuale diventa comunicativo e diventa interessante, allora a quel punto si possono scoprire cose nuove, tipo quello che sta succedendo a Ottavia, con la quale ci colleghiamo. Ciao proprio Ottavia, adesso. dove sei? Eccoci, Ci ciao sente? Linda, ciao Principe. Ciao Ottavia, tu Fateci sei in via vedere. Palazzo Mestre, Come giusto? state? Stiamo bene, Noi stiamo siamo bene, in tu? via Palazzo, in piazza Ferretto. Io bene, grazie, benissimo. C'è una bellissima giornata di sole e siamo qui con Giuseppe Boron, che si definisce un jazzista romantico. Ah, un po' di musica! Salve maestro, Che salutacelo. cosa ci suonerai oggi? Io posso suonare delle canzoni romantiche. Puoi avvicinare un po' il microfono? Romantiche. Ci sentite? Solo canzoni d'amore. Ah! Oh, che bello, ci avviciniamo a San Valentino, quindi ci prepariamo. Bellissime. Cose da- Ci avviciniamo a San Valentino. certo, ci avviciniamo a San Valentino, anzi questo per me è pubblicità pura. Sono veramente un- Bravo. Ma possiamo sentire qualcosa in anteprima speciale per noi? Io Possiamo sono sentire curiosa. qualcosa in anteprima? Sì, mi avete preso, nel senso che in contropiede perché non ero prontissimo. Adesso arriva. Ci prepariamo a danzare a distanza sulle note del nostro jazzista romantico, che dici? Adesso ci suona qualcosa di inedito. Ok, e di inedito ci sarà anche il balletto di Principe Maurice con Linda Pani, che non si sfioreranno, però balleranno. Quindi romantico ma non troppo. Romantico ma non erotico. Diteci come ci sentite, mi raccomando. Frustrante però per me, No, principe, struggente. non abbandonatemi, principe. No, dove vai? Ecca. Lui prende ispirazione anche dai ritmi della bossa nova e dai ritmi sudamericani, delle musiche Certo. sudamericane. Ritmi sensuali, senz'altro. Molto caldo. È bravo, Guarda che c'è una fatina che accenna dei passi di danza. Brava Fatina, come cresci bene. È perfetto per una serenata, ragazzi. sì. Prendi ispirazione, principe, che voglio la serenata io. Adesso voglio verificare Sì? se con le mascherine possiamo in futuro avvicinarci. Chiederemo alla produzione, volevo ricordare che questa è una produzione vela, Certo, straordinaria, e allora chiederemo ai maggiorenti se con Ai grandi capi. se indossando degli scafandri possiamo abbracciarci. Abbracciarci, insomma. Sarebbe molto bello perché qui c'è un po' di sofferenza, ragazzi, Eccolo, perfino si inginocchia. Così entra proprio guardando Carino. negli occhi il suo pubblico. Certo. Entra nelle loro anime. Guarda che bello come il linguaggio fondamentale della musica E dell'arte. non abbia età, non abbia nazionalità e arrivi sempre, vedi come sono intrigati i bimbi, bellissimo. Perché è magnetico e questo è il potere dell'arte che fa avvicinare tutti, fa sentire tutti. Con chi sei lì? Io adesso sono io e me stessa.
Ah, sei da sola, quindi Me, myself and I. puoi anche con questa atmosfera romantica guardarti intorno. Sì. Sì? Sei fidanzata? Principe! Io sì, però sono molto affascinata dai musicisti, lo devo ammettere. Sai che io suono il pianoforte, vero? Davvero? Ah, ecco, principe. Propongo. Principe! Guarda che poi sono gelosa io. Meglio? Ma come meglio? Come meglio? Faccio apposta. Basta. Ciao, Beh, con delizia. questa musica. Bellissime atmosfere. Subito. Devo tornare? Dovrei stare qui? No, perché io sono veramente offesa. Ma no, dai. Il principe mi È sta tutto un trattando gioco. male. Mi sta trattando male con questa atmosfera romantica, riesce a rovinare tutto e riesce a trattarmi in questo modo e io non voglio più continuare, ok? Ok, ciao. Mi manda via. Ma no, Allora, rimani smetto tesoro, di fare la drama. che sei sì. meravigliosa. La smetto di fare la drama solo perché senza di me sei perso. È vero. È vero. Ok, dai, ti sei riscattato un pochino. Va Ma bene, è delizioso Ottavia. poi questo piccolo sax, che è un sax soprano, è veramente bello anche da vedere, non ingombrante, elegante. Sembra quasi che stia suonando per Ma finta. poi lui crea veramente delle atmosfere molto calde, molto avvolgenti, crea proprio un ambiente bellissimo. Guarda che anche i giovanotti sono rimasti colpiti. Tutti i passanti si fermano, vedi? La musica è un linguaggio universale, c'è poco da fare. Voleva sentire il fiato che usciva dal... È vero, è vero, è vero, è vero. È vero, Così, suona davvero, perché sai? è talmente, sembra quasi un dipinto, no? Quindi è talmente poetico che sembra quasi Grazie, impossibile che stia grazie. suonando. Bravo! Bravo, grazie! Grazie. Grazie maestro. Grazie maestro, grazie, Grazie. Ottavia. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie. Alla prossima. Grazie mille. Ok, allora adesso che siamo entrati in questo mood romantico possiamo anche proseguire senza rancori, senza gelosie e senza offese, quindi smetto di fare la drama perché adesso è arrivato il momento di lasciare spazio a qualcuno che sicuramente non sta vivendo un dramma ma qualcosa di meraviglioso, che è la nostra Elisa da Piazza Ferretto. Dai. Dove sei Elisa? Ci senti? Ciao Linda, ciao principe. Ciao cara. Ciao Elisa! Ciao, noi siamo in collegamento da Piazza Ferretto a Mestre. Chi è quest'artista? L'abbiamo visto anche nel video all'inizio. Ci stiamo godendo lo spettacolo di Jordi Beltramo. Ok, che è l'uomo con Si chiama l'ombrello, L'uomo con giusto? l'ombrello. Ed è un mimo nel senso più classico della parola. Sì, è bellissimo. I bambini si avvicinano utilizzando la voce per rivolgersi a lui, ma lui resta nel personaggio e risponde a gesti. Veramente simpatico. No, allora, dobbiamo Jordi lanciare è una un mimo sfida. d'altri tempi. Ok, Elisa, dobbiamo lanciare assolutamente una sfida. Se è vero che non parla, devi trovare un modo per distrarlo e farlo uscire dal personaggio. Vogliamo vedere quanto è professionale, professionista. Tu riesci a distrarlo in qualche modo? Ci Vediamo. abbiamo provato. Sei tremenda Linda. Superbia. C'è questo bambino Elisa. che ci sta già provando vestito da Spider-Man, ma noi ci proveremo. Vai, prova anche tu. È molto concentrato, Jordi. Prova a dirgli, Jordi, saluta tutti coloro che ci stanno seguendo in streaming. Vediamo se dice ciao, fa solo ciao con la mano, ciao ciao con le gambe, con i piedi, con le mani e col culo. Anche, sì. Jordi, Ho detto culo. Ormai sto vorremmo un sdogando. saluto per i nostri telespettatori che ci seguono. Eccolo, ci fa un occhiolino e un saluto. Che bravo, è stupendo. E anche noi lo salutiamo. Molto elegante, devo dire. È vero, Quindi è raffinatissimo. Molto romantico, molto poetico. È raffinatissimo, ma anche nel Prima tratto, nel volto. È proprio calato nel Sì, è stato personaggio. molto divertente. Con noi ha scambiato qualche parola, poi però all'inizio dello spettacolo è entrato completamente nel personaggio. E È quindi non impossibile parla mai. storcere un suono da lui.
No, i bambini sono curiosissimi perché si avvicinano, parlano, ma lui risponde a gesti. Sai che io rimango sempre, fin da piccolo, ma ancora adesso, anche perché ho studiato tra le tante cose un pochino anche di mimo e di pantomimo, da un artista che aveva studiato direttamente con Marcel Marceau, e quindi vedere queste cose qui mi fa tornare indietro nel tempo e mi fa capire, come dicevamo prima, che ci sono arti che veramente non hanno tempo e piacciono a persone di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi. Io sono veramente incantato dalla bellezza e dall'eleganza di, come si chiama, hai detto? Jordi. Sì, è elegantissimo, ma bello perché anche i bambini sono molto attratti da lui. Invece noi ci aspettavamo ricevesse un pubblico più adulto. In realtà anche i bambini sono molto curiosi. Principe, dovremmo imparare anche noi da lui, dovremmo stare un po' più zitti, un po' più zitti. Cioè, c'è proprio della poesia. Dovremmo comunicare soltanto con il corpo. No, non hai la pedalina che gira. Allora per domani... Ancora più difficile. Esatto, per domani richiediamo la pedalina che gira, così il principe potrà finalmente deliziarci con le sue performance, anche da mimo, perché lui sa fare tutto. Sa fare tutto e sa tutto, perché prima stavi accennando qualcosa, vero principe? Riguardo le marionette. Sì, ma questa è una cosa che potresti raccontare ancora meglio tu. No, ma tu la spieghi meglio perché Nella io poi storia vado più della nel Serenissima, sentimentale. così anticipiamo anche certo. che nel programma del Carnevale ovviamente ci sarà la presentazione delle Marie, l'elezione della Maria, eccetera, in maniera alternativa, però ci sarà. Esattamente. Ecco. Quindi ci sarà modo anche di intravederle nella città, chi lo sa, è tutto molto a sorpresa e questa cosa mi piace tantissimo. La storia delle Marie per un periodo è stata caratterizzata dal fatto che le Marie non erano più di persona, ma erano di legno. Per ragioni di sicurezza, per ragioni varie che insomma anche per gelosia, il Senato della Repubblica aveva deciso che questa manifestazione andava fatta, ma non più con delle ragazze, gelosie tra di loro, perché venivano scelte solo 12 dal Doge per essere dotate. E le altre 200 che facevano come me prima, no vabbè io basta. Esattamente, allora le Marie di legno, de toia. Sì. Questo fatto di queste figure di legno che comunque rappresentavano dei personaggi entrò nell'immaginario, vennero create in modo che si potessero anche muovere e dalla parola Marie arrivò la parola marionetta. Ecco, quindi una parola che è ovviamente di uso comune nel dizionario italiano ha origine proprio qui a Venezia, proprio da questa storia. Come la parola ciao. Come la parola ciao, che era sciavo vostro, che doveva essere così, ciao, ciao. È veramente bello come il Carnevale sia intriso di quotidianità e di storia vera della gente veneziana e di tutti i visitatori, che mi piace di più della parola turisti, sono d'accordo, che venivano per godere e vivere un'esperienza full immersion, anche intima, non solo fastosa, esteriore, di grandi spettacoli con tanta gente. E questo credo che sia un po' lo spirito di questo Carnevale, rintimizzarlo e renderlo veramente una passione che parte da dentro per esprimersi fuori con grande simpatia, divertimento, eleganza, e soprattutto questi artisti di strada sono davvero straordinari. Sono completamente d'accordo. Allora rimaniamo in clima femminile, in clima bellezza, ma non solo, ma soprattutto anche venezianità. Quindi continuiamo a parlare della Festa delle Marie, vedendo questo contributo video della vincitrice dell'anno scorso, perché Mara Stefanuto è la Maria dell'anno 2020-2021, l'ho conosciuta, è una ragazza deliziosa e adesso ve la facciamo vedere. Ciao Mara! Quando è stato annunciato appunto che il Carnevale si è interrotto è stato un duro colpo e abbiamo aspettato un anno, però alla fine ne è valsa la pena perché l'anno scorso siamo riusciti a finire la proclamazione della Maria e a continuare, però effettivamente è stata dura. Mi resta uno dei momenti più indimenticabili dell'anno 2020, che è il Corteo delle Marie, perché un'esperienza come quella non mi era mai successa. L'essere una Maria è un'esperienza che ti cambia la vita e che comunque non potrai mai scordarti. Certamente sono delle esperienze che ti restano, come il corso di portamento che abbiamo fatto, o siamo andate nelle case famiglie, abbiamo potuto dare un sorriso a dei bambini che erano da soli, avevano bisogno di avere delle persone vicino,
tutte esperienze che anche da un certo punto di vista ti fanno crescere, perché siamo tutte alla fine ragazze giovani che non hanno a che fare con questo tipo di realtà. Io infatti consiglio di partecipare a tutte quelle ragazze, anche non veneziane ma dalla provincia, perché veramente hanno l'opportunità di conoscere Venezia e luoghi magari sconosciuti che non hanno ancora visto e di vivere il carnevale proprio appieno in prima persona. Sicuramente si ricorderà questa esperienza per tutta la vita, perché hai modo di conoscere Venezia in una modalità totalmente diversa, la vivi proprio appieno. È anche triste da un certo punto di vista dover abbandonare tutta questa esperienza e tornare alla vita normale, perché alla fine vivere da Maria è proprio vivere anche il carnevale, vivere un periodo di festa incredibile. Un momento indimenticabile è stato il volo dell'Angelo di Linda Pani, perché è stato un evento che ti ha coinvolto anche emotivamente e molto emozionante. A tutte le ragazze ci vediamo lunedì 14 febbraio alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Avremo modo anche di vedere i nuovi abiti di Pietro Longhi e mi raccomando, arrivate tranquille, calme e vivrete un'esperienza indimenticabile. Ci siamo resi conto che il bello della diretta proprio, a parte questo momento intimo nostro molto carino. Esatto, al da buio, non vi condividere dico cosa è successo. Sì, Niente, abbiamo chiacchierato, non infatti, pensate. E che i ragazzi, i nostri inviati meravigliosi, hanno l'opportunità di andare a conoscere meglio anche gli artisti. Quindi anche se voi avete visto, e vi preghiamo di girare la città e di trovare questi artisti sparsi un po' sorpresa, comunque il programma ricordate che è sempre sul sito www.carnevale.venezia.it, le nostre dirette la state guardando, quindi sapete come farla. Sappiate che così potete conoscere meglio anche questi artisti veramente bravissimi. Certo, Sono perché magari stupefatto. passando ma sapendo che cosa è successo, perché magari hanno visto la diretta il giorno prima, i ragazzi hanno raccontato che cosa succede anche dietro le quinte di quello che è lo show e lo spettacolo in sé, e quando poi passi che magari sei lì per altri motivi o magari sei lì proprio per il carnevale, poi vedi, sai cos'è il retroscena, tutto quello che ci vuole dietro. Oppure dopo, a posteriori. O a posteriori, quello certo. che hai visto dici, ma cosa ci sarà stato dietro? Noi te lo diciamo. Esattamente, anche perché queste puntate penso che siano visibili, perché poi siamo in diretta su YouTube e su Facebook, lo ricordiamo, e poi sono reperibili queste puntate. Sì, sì. Salutiamo Maria, Ciao, grazie, Maria, grazie. salutiamo Mara e salutiamo tutte le ragazze che stanno partecipando, perché il giorno di San Valentino qualcuna di loro riceverà una bellissima sorpresa, perché verranno elette esattamente le 12 Marie di quest'anno. Quindi ringraziamo Maria Grazia Bortolato e salutiamo e ringraziamo ovviamente anche il caro Bruno Tosi, che è stato colui che ha reso possibile questo sogno per tante di noi. Io l'ho provato in prima persona sulla mia pelle, mi sono ritrovata tantissimo nelle parole di Mare, quindi auguro a tutte le future 12 Marie di viversi l'esperienza veramente mi emoziono sempre, appieno. seguo le Marie da sempre, da quando ancora Bruno c'era, e devo dire che ha lasciato veramente qualcosa di bello che Maria Grazia sta portando avanti in maniera anche innovativa, bella, ancora più coinvolgente per le ragazze, ed è sempre emozionante, è diventato qualcosa di irrinunciabile a Carnevale. Le Marie sono l'anima del Carnevale. Anche perché tantissimi visitatori che arrivano da altri paesi la sanno la storia delle Marie, quindi poi per strada, quando le Marie si spostano da un appuntamento che sia sociale, che sia di divertimento o che sia culturale, quando si spostano per le calli la gente le riconosce e quindi sanno la storia, e quindi è bellissimo perché un evento, una tradizione così importante veramente ha fatto il giro del mondo, e quindi conoscere, prendere consapevolezza anche emotivamente di quello che significa il Carnevale di Venezia anche sotto questo punto di vista è veramente veramente bello. E sono contentissima per Mara, la saluto, che quest'anno siamo agli sgoccioli, poi dovrà cedere ovviamente lo scettro e l'omnipotenza della Maria dell'anno alla futura vincitrice. Insomma, le Marie avranno sicuramente tantissimi appuntamenti, andremo anche a bazzicare, a scoprire che cosa combinano. Tu sai che per non far torto alla Maria che non ha potuto scendere dall'angelo, la prossima volta mi butterò io. Hanno detto che sarà un modo nuovo per buttarsi, probabilmente non mi metteranno l'imbragatura. Ma probabilmente ci sarò io a tirarti un calcio giù dal campanile di San Marco, il nostro paron de casa. Ecco, no, ci vogliamo tanto bene. Principe, sto scherzando, non potrei mai. È frustrantissimo stare lontano. Guarda, ecco, guarda, vediamo le immagini dell'anno scorso, guarda qui. Quando è stata eletta, che era ovviamente in streaming.
Ecco, il principe Maurice che è onnipresente, che Le fascia. Marie sì, le abbiamo coltivate tutte insieme. Anche a me mi hai coltivata? Sono uscita bene. Sì, ti ho concimata anche. Mi hai annaffiata? Guarda, forse hai fatto un migliore lavoro con Mara, che è un pochino più Siete più tutte composta. sempre meravigliose. Guarda che bella e che poi è. ricorda che Bruno ci teneva a dire che siete sempre tutte belle e che quella che viene letta è semplicemente per dare uno spunto di chiusura, ma è una prima inter pares. Ti ricordi Ok, questa sì, cosa sì, me la su ricordo, cui me la abbiamo ricordo. sempre insistito? Beh, diciamo la verità. Oh. Io ero la migliore. Sto scherzando, ovviamente. Oh, che bello! Allora, ci dicono dalla regia che adesso, dopo aver fatto un po' questa rievocazione, è veramente molto emozionante, ma è tutto estremamente emozionante. Sì, sì, anche perché rivedere certe immagini, no? Ti riportano lì sul posto e all'emozione Io che poi stavi non vedo vivendo in l'ora quel momento. oltre a essere qua quotidianamente insieme, di cominciare i galà che cominceranno dal 19, 20 e poi dal 24 fino al 1 marzo a Cavendar Mincalergi. Sono veramente curioso, fra poco entrerò anche un pochino in quell'atmosfera, vedrò le prove, dovrò fare le cose, ma devo dire che già qua con te sto tanto bene, Stai mi piace tanto molto. bene, anche se ci prendiamo in giro. Sei onnipresente però, ha ragione, perché sei È vero, ovunque. io non sono ubiquo però, sono obliquo. Obliquo, ok. Volevo dire che adesso abbiamo un bel collegamento con Marghera. Marghera, credo. Chi sì, c'è torniamo a Marghera. Allora, aspetta che non me lo ricordo. Abbiamo Sofia. Abbiamo Sofia e Milena in teoria. Che ho gli appunti, che non mi ricordo tutti i nomi. Eccoci! Sì. Sì, siamo ancora qui a Marghera e abbiamo cambiato spettacolo. Ok, cosa succede? Chi c'è qua? Dal cabaret. Ciao, siamo ancora qui a Marghera io e Milena. Ciao, abbiamo cambiato spettacolo però, dal cabaret volante siamo passati Stai a salutando Circo sempre noi o stai salutando persone che Clown passano? che sta coinvolgendo tutto il pubblico. Ecco, Non so se riuscite a vedere. Ciao. Sta divertendo un Ciao, sacco i bambini e... Adesso questo cos'è? Ancora magia o è cabaret? Cos'è? Come si chiama quest'artista? Questo è Circo Patouf, è un clown. Ah, bello, clowneria. Si chiama Ciro Cavallo. Cavallo? Ciro? Ciro Cavallo? Ciro? In giro a cavallo? In giro a Ciro a cavallo. Ciro Cavallo. Ciro è Cavallo. Il Circo Patouf e lui è Ciro Cavallo. Ok. Sì. Un Ciro senza cavallo. Senza. In giro senza. Mi piace molto anche il look un po' retro che hanno, anche se il taglio di capelli è molto moderno, ma in realtà è moderno non troppo perché è un taglio di capelli che avrebbero potuto effettivamente avere anche negli anni 20-30, l'epoca di questa musica. Ecco, si sta preparando a fare qualcosa di molto complicato. Straordinario. Cos'è quella cosa che non vedo? Dai, ma non lo so. Non ho gli occhiali da vista. Ha tre spazzolini. Ah, spazzolini, sono spazzolini. Pensate, io vedevo salsicce. Non ho gli occhiali da vista. Geniale, come i clown riescono a rendere tutto estremamente enfatico, anche le cose veramente... Tutto fa spettacolo. Sì, è proprio l'atteggiamento, il modo di muoversi, anche solo camminare, no? Grazie Sofia. Pronto? Ci senti, Sofia? Adesso si soffia il naso. No. Grazie a voi. Ok. Ciao, Ok. ciao cara, a presto. Grazie. Sì, io vi sento. Mi sentite? Sì, ciao grazie cara, mille, a presto. Sofia. Ci sentiamo dopo, grazie. Adesso andiamo in campo Santa Margherita, dove c'è? Dove c'è
aspetta che me lo ricordo. Giorgio e Domenico. Giorgio e Domenico, dove siete? Ah, senti quanta musica. Siamo qua in Campo Santa Margherita. Ci sentite? Sì, ma non vediamo le immagini. Vediamo. Eccoli. Ok, allora che lo spettacolo continua. La famiglia felice. Fanno apposta a sbagliare. Esatto. Perché è La nell'errore famiglia che c'è. Mirabella. Eccoli qua, ecco no. Mi sa che sta sbagliando davvero. No, sta sbagliando apposta. Sì, apposta. È più brava la moglie. Secondo me è più bravo il figlio, ma non lo sappiamo ancora. Hanno fatto delle acrobazie bellissime prima. No, dimmi che hai fatto qualche foto, qualche video che poi sui canali ufficiali del Carnevale di Venezia magari li possiamo recuperare. Spegni le tue occhi e si accende un grillo. Dica almeno no. Mi scusi, abbia pazienza. Molto carino tutto, mi piace perché è così. È proprio quello che succede per strada, perché poi, non so, Cirque du Soleil o i grandi circhi trovi quelli che puntano sulla passione. Loro sono indubbiamente bravi, ma per avere empatia col pubblico, sto spiegando un po' di trucchi del mestiere, bisogna anche far vedere la parte umana di essere umani. In realtà questi sono talmente bravi da essere qualificati quasi sovrumani, perché chi fa l'arte così e regala emozioni e divertimento ha ovviamente qualcosa di divino, quantomeno ha una vocazione. Certo, c'è una luce che arriva da dentro che permette questo. Possiamo collegarci con Campo Santa Maria Formosa. Ciao, dove ciao troviamo ragazzi. Alice e Diego. Grazie A mille presto. ragazzi. Grazie. Ciao Domenico, ciao ragazzi. Ciao Giorgia, grazie. Ok, allora adesso abbiamo l'ultimo collegamento di oggi, Principe, perché dopo di questo dobbiamo cominciare ad andare nella fase conclusiva dei ringraziamenti e dei saluti. Certo. Però quest'ultimo collegamento è importante perché siamo in Campo Santa Maria Formosa con Alice e con Diego. Grazie Linda, grazie. Ciao! Ciao ragazzi. Sentite, ciao! Cosa succede? Ciao, Eccoli. ciao. Siamo qui, siamo in Campo Santa Maria Formosa. Lo spettacolo di Otto Panzer è appena iniziato. Perché si chiama Panzer? Otto Panzer dice che bisogna stare attenti a non sbagliare il suo nome. È Otto Panzer e non Panzerotto. Ah! Panzerotto ce l'abbiamo qui in studio, Sono io. Perché sono molto sensibile sulle mie formosità. No, La Santa mi Maria veniva a me. Formosa, tu sai perché si chiama così? Perché era formosa. Perché era in attesa. Era in dolce attesa. Ah, ok. Forse anch'io sono in dolce attesa. No, principe, stavo scherzando, mi riferivo a me. Però se l'è presa. È un po' sì, Io devo scusa. scappare da qui Panzerotto, perché non andare via. Sediti là. mi puoi chiamare Lui è un bel Panzerotto? panzerotto, devo dire, però è anche molto simpatico e vedi che fa della sua fisicità un pregio anziché, tra virgolette, un difetto secondo le regole canoniche estetiche. In realtà è una caratteristica. È una caratteristica. Hai salvato la situazione. Ed è delizioso come lui riesce ad usarla con grande disinvoltura, con una tutina che si avvicina un po' all'oscenità, ma non importa. No, principe. Va bene. No, io invece stavo facendo degli apprezzamenti nella mia testa sulla giacca. Cioè l'outfit funziona nel completo, però la giacca è un tocco di Giacca è classe. top, sì. Anche il cappello un po' sformato. Il cappello non lo vedo perché c'ho il riflesso, non ce l'ho da lontano, vedo salsicce ovunque. Non vedo. Ma hai fame o cos'è che ti porta a vedere? Da prima del maiale volante alla brace, me lo stavo immaginando. Il problema del carnevale Esatto, surreale, che si dove mangia anche tanto. i maiali volano, giustamente. Esattamente. Salvatore però non ne ha mai stupito. No? Però sicuramente li Qualche hai ricerca, immaginati. sicuramente sì. Qualche ricerca la faremo. Tu bambino, tu, sì. Che carini Ma bambini secondo te che sta ci stanno. improvvisando tutto? Facciamo un grande Alice? Sta improvvisando o avrà sicuramente Gira dall'altra parte. un programma, diciamo? Ali, fa qui, ok. Sì, è appena iniziato lo spettacolo, ma già sta coinvolgendo i bambini. Sono molto presenti Quello che faccio io, qui. va bene?
Guarda me e come sono copia. affascinati e Bene. attirati. Io temo che sia anche un po' terrorizzato. No, guarda. No. Poi, Bravo. Le dita aperte, eh? Le dita. Capire bene. Vuoi Voglio il giocare microfono? anch'io così. Prova, sì. cosa fa? Oddio, sono curiosissima. Tu parli qui dentro, va bene? Ci avviciniamo un po'. Ma poverino, ma è alto per lui. Ma è alto! Aspettiamo che cresca. Aspettiamo che cresca. No! Ok. Ale, così. Purtroppo Qui aspettare che dentro, cresca. senza gridare. È proprio piccolo questo bimbo. Ale, così. Un attimo, che sistemo. Sì. Senza gridare il tuo nome. Come ti chiami? Che succede? Com'è che si chiama? Come hai detto ti chiami? Ti ha messo un effetto speciale. Leone? Quanti anni hai? Caro. Perché? Why? How old are you? 5 years, but why? Perché 6 anni fa è successa una cosa molto bella a casa tua. Sei piccolo capirai. Vedi che c'era della malizia? Certo, sei c'è sempre sposato? della malizia. Che lavoro fai? Hai un lavoro? Che lavoro fai? 5 anni già disoccupato, bravo, cominci bene. 5 anni già bravo. Geniale. Leone, vuoi fare Bravo, un lavoro con me? geniale. Un applauso a Leone. Bravi, bravissimi. Beh, è troppo no? divertente. Chiedi a loro Ok, se puoi stanno andare. altrettanto Vuoi fare divertenti. il Vi numero? state divertendo, ragazzi? Per il parola. Ma perché sono concentrati? Si stanno godendo lo spettacolo anche loro, li capisco. Bene, allora farò io un numero. Bambini, li dovete raccogliere e portare a casa i coriandoli. Metteteli nelle tasche e portateli a casa. E poi stanno così, dai. Esatto. Da fare intervenire. Non è neanche Bene, e allora, sfruttamento per il minorile, prossimo non è numero, sfruttamento non chiamerò un bambino, Solo che in non questo chiamerò periodo una i bambina, bambini si stanno divertendo io dirò il molto. soggetto, chiamerò, I don't call the baby, I don't Alice, call the fingi children, bambina, I call partecipa anche tu. woman. Chiamerò una donna. Vai Alice, vai. I call a nice woman. Mi avvicino. Ok? Buonasera. Qui siamo in diretta, non so con chi. Ciao, Va benissimo. ciao. Il principe Con i Maurizio carabinieri, Villafai. non si sa, ma va bene, sono sempre loro amici. Bene, e allora chiamerò una donna, ma tranquilli, voglio tranquillizzare molti di voi, non chiamerò una donna a caso, chiamerò una bella donna. Ora, molti di voi saranno preoccupate. Sono molto Fate bene. preoccupata. Io chiamerò, alcune diranno, bene, meno male non chiamerà me, altre diranno, no, chiamerà me, bambina. A casa li devi buttare quelli. Geniale. Sì, altrimenti vi spacco la faccia. Siamo in diretta appunto. Bene, e allora una bella donna, vediamo, tu, madame, vieni qui. Dai, fermo, per piacere, dai. Poi sono costretto a picchiarti. Ecco che coinvolge anche Buonasera. il pubblico adulto. Il tuo nome? Carlotta, sei sposata? Male. Carlotta, hai figli? Quanti? 3! Se vuoi un quarto ci sono, e anche io ne ho già 3, tranquilla. Carlotta, sono presenti? 1, gli altri 2 li hai venduti già? Brava. Colui che hai detto essere il padre dei bambini è presente? Brava, così si fa. E allora, Carlotta, io prendo l'attrezzo che ci serve per questo numero. L'attrezzo è molto pericoloso, Carlotta. Carlotta, l'attrezzo è questo. È un secchio. Carlotta, vedi di qua, benissimo. Questo è molto pericoloso perché dentro va la testa. La mia testa. Vabbè, grazie, quanto altruismo in Venezia, ok? Carlotta, tu devi fare una cosa semplice, girare questo 2 volte, turn this, 2 times on the right, 2 volte a destra e 2 times on the left, ok? 2 volte a sinistra. Io ti guido da dentro con la voce e i movimenti, ok? E allora, benissimo così, attenzione. Carlotta, io ti dirò di venire verso di me, non devi andare dietro, va bene? Ferma così. No, mi vuoi già abbracciare? Non è il caso. Lei è la tua amica? Fa la ripresa? Possiamo continuare più tardi se vuoi, E allora, Carlotta,
avvicinati a me. No, Carlotta, non è... un attimo, ripeto, ma siete amiche voi due molto, vedi? Stonate tutte e due. Carlotta, devi avvicinarti a me, poi ci abbracciamo dopo, devi solo avvicinarti a me, non devi andare dietro. Piccante. Carlotta, avvicinati a me. Quindi vi lasciamo vedere lo spettacolo, mentre noi siamo arrivati quasi alla fase conclusiva di questo appuntamento qui con il Carnevale. Il principe Maurice è rimasto incantato davanti allo schermo. Buongiorno, no, perché principessa. ero curioso di capire in effetti dove andava a parare con questa cofana in testa. Però lo potrete, siccome questi spettacoli sono a rotazione, certo. Rammenta tu da quando a quando e in quali campi lo trovano sul sito. L'arte performance che potete trovare in giro per Venezia, per Mestre, per tutta la città metropolitana, le potete trovare dalle 11 alle 13 del mattino, dalle 15 alle 19. Potete accedere liberamente perché chiaramente è uno spettacolo di strada, quindi non servono né biglietti né nulla, ovviamente cercando di rispettare il distanziamento, insomma, e tutte le varie precauzioni, quindi se magari c'è gente tenete sulla mascherina, insomma queste accortezze che in questo periodo insomma è giusto avere. Quindi Wonder Time sicuramente tornerà domani come per tutto il periodo di Carnevale, come anche questa diretta dalle 16 alle 17:30 con il principe Maurice e Linda Pani. Ecco, adesso è arrivato il tuo momento istituzionale. Sì, allora, vai. istituzionale, datemi perché non voglio sbagliare nulla, vogliamo ovviamente ringraziare chi ci sostiene. Intanto parto dalla produzione di Vela e direi che a questo punto mi metto proprio a leggere pari pari gli sponsor di questa edizione 2022 del Carnevale di Venezia, Remember the Future. No, sto guardando che ti hanno fatto un primo piano molto stretto, è un momento importante, vai intenso, Aiuto, intenso, sì. ci piace. Ecco, sono pronto, ecco, lì è pronta. E poi potremmo mai dimenticare i nostri sponsor? Ringraziamenti d'obbligo, ma anche col cuore, per tutti i sostenitori dell'edizione 2022. La Camera di Commercio Venezia Rovigo, Lavazza, American Express, il Consorzio Tutela Prosecco Doc, Eni e Trivago. E tutti gli aggiornamenti sui canali social del Carnevale, sul sito ufficiale www.carnevale.venezia.it e buona serata. Grazie. Amici del Carnevale di Venezia, thank you for being with us. I promise you we'll talk more in English, Spanish, German, French, Russian and Chinese and Japanese. But I have to tell you that you are the soul of this beautiful, incredible moment of the history. Thank you so much the Venice and see Carnival you 2022. tomorrow. Goodbye. Bye. Thank you.